Bring the action. When you hear this in the club, you're gonna turn the shit up. Nuova puntata di Politicando, siamo nella piazza di Bologna, una Bologna che si trasforma, che cambia, che è cambiata in meglio o peggio, è tutto da definire, in meglio si fa un po' fatica a dirlo. Vabbè, siamo in piazza, è giusto, bisogna salutare, è il concetto della piazza, dell'accoglienza. Ne parliamo con Galeazzo Bignami, che Bologna è questa? È una Bologna che peggiora, però credo che non sia mai arrivata a un livello di degrado di questo tipo. Quello che rimane, che è l'unico antidoto che ancora possiamo opporre, è un po' la voglia della gente di ribellarsi a questa situazione di degrado e criminalità e al contempo di riappropriarsi a città. Credo che siano gli unici segnali positivi a cui possiamo aggrapparci. Cercare di non allearsi con questo degrado in modo da non avere responsabilità e combatterlo anche, perché poi basterebbero un buon senso civile delle persone per poter modificare un po' il percorso. Assolutamente, bisogna non aver paura della propria città, anche se la notte magari non è più la Bologna di quando si girava, che sentiamo raccontare dai nostri padri e dai nostri nonni. È una Bologna diversa, ma non dobbiamo assolutamente aver paura, dobbiamo al contrario vivere la nostra città, perché credo davvero sia una delle città più belle d'Italia. Anche perché i bolognesi stessi possono diventare sentinelle di quello che può essere la salvaguardia di altri bolognesi. È una Bologna che è cambiata, stranamente anche politicamente, cioè i concetti si sono stravolti e quel senso di libertà che era tipico di alcune zone della città oggi è diventato un momento di attenzione, di degrado, ma proprio di come se non interessasse a nessuno quello che sta accadendo. È questo che rende un po' tutto più preoccupante, perché c'è una assuefazione, quasi una resa a quello che sta accadendo e francamente questo non riesco a concepirlo, perché bisogna al contrario farsi valere e non è che si debba sbattere i pugni sul tavolo, alzare la voce, chissà perché, semplicemente vivere Bologna fino in fondo, la notte, di giorno, con gli amici, con la fidanzata, con la moglie, con il marito, con chiunque, ma non rinunciamo a passeggiare sotto i portici e a stare in piazza, perché è l'unico modo che abbiamo per rendere Bologna ancora più bella. Senza voler strumentalizzare e fare un discorso prettamente solamente politico, e questo è un problema sociale, a breve ci saranno le elezioni regionali, che per noi bolognesi sono importanti, anche perché abbiamo visto un segnale negativo nella gestione, al di là di come uno la voti o la possa pensare o la possa vedere, dipende dalle varie angolazioni, però anche la politica locale, soprattutto la politica locale, ha bisogno di dare dei segnali di trasparenza. Sì, questo è un problema grosso, anche perché in regione proprio per anni si è fatto un po' quel che si voleva senza rendersi conto che in realtà deve essere proprio una casa di vetro. Aggiungo che per Bologna la gestione di Errani prima e speriamo non domani Bonaccini è una gestione che le penalizza la nostra realtà, perché uno viene dalla Romagna, un altro viene da Modena, realtà importanti soprattutto sul piano produttivo, ma Bologna è il capoluogo della regione e invece in questi anni non ha mai conosciuto un finanziamento per un'infrastruttura importante, un investimento significativo, anzi quando si è trattato di fare il metro addirittura Errani ha bloccato l'opera che invece sarebbe stato credo fondamentale per espandere un po' la nostra realtà. Anche perché le opere che sono state fatte su Bologna città sono diventate spesso uso e disuso della politica, le ha create qualcuno, le ha portate avanti qualcun altro, le nasconde qualcun altro, cioè vediamo Civis eccetera, oggi arriviamo al Crealis, cioè si continuano a fare opere su opere senza finirne una. Io chiedo scusa ma ne approfitto che sono in piazza e saluto un po' di amici. Sì, anche perché francamente ad esempio l'ultima opera, il Civis, poi dopo è diventato Crealis, se qualcuno vuole andare a vedere, se voi volete andare a vedere, a oggi i Civis sono belli parcheggiati dietro i capannoni che erano del CAB, molti purtroppo sono chiusi per la crisi. Quando denunciai la cosa molti dissero figurati saranno lì parcheggiati per qualche giorno, sono passati quasi 3 anni e sono ancora lì, parliamo di 52 milioni di euro. Inutilizzabili tra l'altro. Inutilizzabili, inutilizzati, buttati via. Quindi non riesco a capire qual è la logica di un'amministrazione che compra non una tenda o un paletto da strada, parliamo di vagoni che costano 1.020.000 euro l'uno, quindi una spesa enorme, per poi sentirci dire no vabbè ma adesso rimettiamo a posto la strada e rifacciamo il manto stradale per metterci il Crealis. Io non riesco a capire un'amministrazione che prima fa e poi pensa. Noi ci rivolgiamo a un pubblico estremamente giovane, un popolo del web se vogliamo, però giovane, che non è prettamente solamente quello del Movimento 5 Stelle che ha sfruttato la rete, ma è un pubblico che ascolta, guarda, oggi ha paura a prendere decisioni perché forse non crede più nella politica tradizionale, ha bisogno di segnali, ha bisogno di fatti concreti. I giovani devono informarsi, innanzitutto, hanno un senso civico, quello di informarsi.
Sì, io però voglio anche dire una cosa, che è importante informarsi, ma informarsi bene, non inseguire tutte le voci. Non farsi informare. Esatto, molto importante questo. Aggiungo anche una cosa: non disinteressatevi della politica, perché la politica non si disinteresserà mai di voi. Tradotto, se rinunciate a esercitare i vostri diritti, i vostri doveri, a essere presente, a rivendicare gli spazi e le battaglie che ritenete giusti, non pensate che la politica rinunci a occuparsi di voi. E quindi un ruolo di protagonismo è sempre più importante, perché così chi governa questa città è costretto a essere sorvegliato. Se uno invece dice no, ma tanto sono uguali tutti, lascia che facciano, andrà sempre peggio. Uno degli ultimi atti di democrazia, uno di quelli più assoluti che ci possiamo permettere, è quello del voto. Quindi la gente deve andare a votare, non può non credere, non votare per questo motivo, deve assumersi una responsabilità, qualsiasi essa sia, perché è un senso civico che ci spetta, ci conviene anche in qualche modo, perché non possiamo delegare a altri le nostre responsabilità. Sì, nella nostra Costituzione la parola dovere ricorre poche volte, però ricorre con la parola appunto voto, e credo che questo sia importante, perché non possiamo continuare a pretendere dei diritti senza prima adempiere ai nostri doveri, e il primo dovere è andare a votare, perché così in maniera democratica facciamo sentire come la pensiamo e impediamo che la cattiva politica prenda possesso di spazi nostri. Come vedi a breve il futuro di questa Bologna? Passa da qua, se soprattutto i giovani avranno voglia di riprendersi la città, credo che ci saranno delle belle prospettive. Se invece la lasciamo andare, non penso che nessuno si preoccuperà di farla andare meglio. Bring the action. When you hear this in the club, you're gonna turn the shit up.